come ho messo piede dentro, ho aperto il magazzino, ho visto il mondo che mi cascava addosso. 50 anni, scusate, 50 anni di lavoro. 50 anni di lavoro distrutti in pochi minuti da una tempesta di ghiaccio. Erano le 19:30 quando, anche a Tezze sul Brenta, la pioggia si è trasformata in veri e propri proiettili di ghiaccio grandi quasi 10 centimetri, colpendo soprattutto la zona est del comune, Stroppari, Campagnari e Belvedere. Sono bastati 15 minuti di grandine per mettere in ginocchio l'intero territorio, danni ingenti alle campagne coltivate, alle abitazioni e alle auto, ma soprattutto alle aziende del territorio. Acqua dappertutto, il coperto era andato, mobili sotto acqua, consegne pronte da fare e tutto è nato in fumo. Si immagini cosa mi è passato per la testa. Che danni ha avuto? Danni ha avuto, sono 1200, qui ci sono 1250 metri di copertura da rifare. Tra magazzino, laboratorio e produzione penso ci siano stati quasi 200.000 euro, 200-250.000 euro di roba pronta da consegnare. Sono state più di 100 le chiamate di aiuto nella notte, al lavoro da quasi 24 ore, i vigili del fuoco di Bassano, Cittadella, Recoaro e Tiene, auto completamente distrutte, tetti in 1000 pezzi, allagate diverse abitazioni, ma soprattutto veri e propri scenari apocalittici. Che noi eravamo in consiglio comunale, è stata un'apocalisse ed è stata, però neanche io mi aspettavo che dopo, guardando le telecamere da remoto, ho visto tutto questo scenario e sono venuto qui in azienda a sincerarmi. Infatti quello che abbiamo visto per le telecamere, questo era. Buchi al tetto del deposito di più di 3 metri, danni per oltre 200.000 euro, voragini che dovranno attendere l'estate per essere poi sistemate. Mi hanno già avvisato che fino alla fine di agosto non si può fare la copertura perché anche siamo in periodo di ferie e bisogna aspettare che arrivi tutto sto materiale. E se dovesse piovere? Entra, non possiamo farci niente. E dopo la tempesta di grandine rimangono i danni e lo sconforto. Sono differito perché ti immagini di tutto ma all'infuori di questo, una cosa proprio indescrivibile.